E partiamo con la diretta anche oggi, cari ascoltatori. Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Saluto subito, immediatamente, il nostro ospite di oggi. Ciao Giacomo. Bonsoir, ciao a tutti. Anche se a me personalmente verrebbe da chiamarti proprio The Voice, cioè Addirittura. devo dire che veramente hai una voce e un talento incredibile, però sai cosa? Guardando tutto il percorso che c'è dietro, che c'è alle tue spalle, si Mhm. capisce quanto anche tu ci abbia lavorato, ma veramente quanto hai tenuto duro. Grazie, grazie. Insomma, non ci si può proprio inventare tutto, ecco. Ho un'invidia sana anche di chi ha un talento proprio innato ed è bello così, insomma, siamo tutti differenti. Io sì, mi sono anche dato da fare, dai, parecchio. Direi proprio di sì. Intanto facciamo le dovute presentazioni perché, cari ascoltatori, siamo in collegamento con Mantova e la Sì, voce, quella che sentite, voce unica, veramente devo dire, è quella di Giacomo Voli. Quindi grazie. torniamo un po' tutti qua a salutarti anche dalla regia e a chiederti un po' una domanda di rito così. Come stai? Come va? Bene, dai, adesso ci sono tante cose che sto cercando di programmare e preparare per fare in modo che questo anno sia un po' il mio, tra virgolette, insomma, perché questa occasione recente ha riaperto un po' di porte e cercherò di sfruttare, ecco, questo bel momento nel modo migliore, spero. Occasione recente, immagino che ti stai riferendo a un qualcosa che si chiama All Together Now? Esattamente, esattamente, è stata una bella esperienza e appunto insomma mi ha riportato un po' a farmi conoscere al grande pubblico. Guarda, intanto complimenti vivissimi per tutto il percorso che già solo hai fatto lì dentro Grazie. in questo programma. Devo dire non da poco, perché è stato bello vedere come ti sei distinto spaziando nell'ambito musicale, perché a te piace sia la musica classica, la musica lirica, poi hai i tuoi picchi di rock estremo, hard rock, perché ti Esatto. sento fare Robert Plant, i Deep Purple come niente fosse, cioè uno rimane veramente a bocca aperta perché dice, caspita, poi i Queen, Somebody to Love. Certo, Caspita! certo. Diciamo che a me piace veramente, mi piace la musica a 360 gradi, che sembra sempre un'affermazione un po', no? Facile, però è davvero così, per cui anche se ovviamente mi piace tantissimo cantare rock, metal, anche perché appunto ho dei progetti anche proprio classificati come metal, però io cioè, rimango sempre quello che ama tanti generi, perché ne ha passati davvero tanti e continuo ad essere anche quella persona lì, ecco, per cui è stato un modo per riesplorare anche il lato più lirico che non facilmente tiro fuori, ecco. Beh, non è facile, non è semplice oggigiorno vedere appunto un cantante, un compositore, quale sei tu, e musicista tra l'altro, Mhm. ripercorrere un po' passi o percorrere passi un po' inusuali. Diciamo, non si vede spesso, soprattutto perché è un Mhm. repertorio italiano non proprio ascoltatissimo oggigiorno, ma che tu per primo dici invece bisogna dare valore perché il nostro background e la musica italiana, tra le altre cose, non è seconda a nessuno. Sì, diciamo che ecco, l'unica cosa che forse non siamo più abituati a considerare che possa esistere il rock in Italia, ma abbiamo avuto un periodo, per esempio, come tra gli anni 60 e 70, di onoratissimo prog rock, per esempio, che non aveva nulla da invidiare a tutti i gruppi come Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, come già citato, insomma, di gruppi che anche all'estero suonavano in questo modo, no? Un po' più colto. Oltre al fatto che poi esistono cantanti e progetti veramente di lusso, come appunto Mattia Bazzar, che ho sempre Caspita, adorato, con una voce come quella dell'Antonella Ruggero, la Silvia Mezzanotte, tutte le cantanti che hanno avuto sono state strepitose, o il nostro Freddie Mercury italiano, che secondo me era Andrea Parodi con It Zenda, che insomma abbiamo avuto veramente tanti esempi e ancora viventi, come il nostro Piero Nazionale, che è sempre stato rock fino all'osso, e non di meno appunto gli ultimi Maneskin, che hanno riportato qualcosa che non si vedeva da tempo, insomma una band che suona, poi possono piacere o no, ma
E era proprio difficile vedere questo modo di concepire la musica su un palco, e secondo me è stata una benedizione, ecco. Allora, iniziamo proprio da un discorso di palcoscenico, da un Mhm, discorso live, per conoscerti, per aprire, per così dire, le danze anche dal punto di vista musicale qui a Radio Gamma 5 al Bosco dei Sogni mhm, e far sentire la tua voce com'è dal vivo, agganciandoci sempre però a quello che ci siamo appena detti sull'importanza della musica italiana e di tutti i passi da gigante che sono stati fatti qui e che sono stati poi anche ripresi all'estero e non a caso mhm. ho scelto proprio questa magnifica Impressioni di settembre fatta però da te, Grazie, da Giacomo Voli. A tra poco. grazie mille. Cari ascoltatori, devo dire veramente impressionante. Non so se avete notato, ma questo acuto finale che sembrava quasi uno strumento suonato veniva proprio dalla gola del nostro Giacomo Voli. Dalla gola e dal Se- cuore. Eh beh. Sembra proprio di sì. Allora, visto che abbiamo parlato, mi hai parlato del prog italiano, degli anni d'oro della musica italiana, anche se adesso c'è ancora, si è trasformata, ma forse va solo un po' Mhm, alzato un certo velo mainstream e si scoprono ancora cose meravigliose, ma in questo brano in particolare, in questa tua interpretazione, sai mhm. che mi hai ricordato molto proprio per il passaggio voce, voce che sembra strumento Demetrio Stratos. Ne sai qualcosa? Lui sicuramente, per uno come me che è un maniaco insomma del canto in generale, è ovviamente un personaggio molto amato, ecco, da me, da chi come lui canta ancora oggi, tipo John De Leo, che ho avuto il Sì. piacere di poter conoscere, che insomma è uno di quei cantanti che agisce, ecco, in quel modo, con quella curiosità, con quel suono particolare. Si sente anche nel cantante perdonatemi ma si dice così, dei cazzo, Ok. che, che andarono a Sanremo non tanti anni fa, e anche quel cantante lì, insomma, si sente quanto ami questa vena tutta italiana. È un po' stato il nostro cantante etnico italiano, ecco, Demetrio, per cui anche perché aveva origini greche, mi pare, no? Origini greche e poi appunto, Ehm, sì, l'abbiamo visto nei Ribelli, negli Area, ha negli fatto area, cose certo, insomma, però straordinarie. è proprio sì un orgoglio, perché è stato uno di quelli che, assieme ad altri che sono ancora vivi, Albert Era, distingue proprio la ricerca canora, ed è molto bello sentire che esistono questi fenomeni anche in Italia. Una domanda che vorrei farti e poi inizio a leggerti anche tutti i messaggi che Mhm. stanno già arrivando dai nostri ascoltatori Dai. che vedo a video e sono tantissimi. Intanto ti chiedo, musica italiana oggi e ne Mhm, parliamo come valore aggiunto, come un qualcosa di prezioso, ma anche come un mhm, qualcosa che va valorizzato perché è unico a livello mondiale. Comunque, ecco, tu, mhm. sempre naturalmente umilmente parlando, con la tua esperienza che è molto molto lunga, poi sei anche di famiglia un po', no? Ho letto nella tua bio, ma dopo ne parliamo. Ecco, musica Di italiana Teodasia, oggi. dici? Certo, certo, certo. Cosa cambieresti e cosa allora non cambieresti? Nel senso, tu che impronta vorresti dare alla musica italiana per aiutarla ad emergere ancora di più? Ma forse il fatto che possano esistere delle categorie tutte nella stessa serata, tipo a Sanremo, cioè che vengano messe, diciamo, in discussione proprio delle categorie differenti, per dare uno spettro più ampio di quello che è la musica italiana, perché la cosa bella forse sarebbe poter fare anche un po' di, come si dice, istruzione, no? Sull'argomento, sapendo che appunto c'è tutto un background pazzesco in Italia, di cui sono anche parte, per esempio, con i Rhapsody of Fire, una band che ha più fortuna nel mondo che non in Già. Italia, come poi succede a tanti, anche a Lacuna Coil, o ad altri gruppi power metal come Labyrinth, Vision Divine. Insomma, ci sono veramente tante realtà italiane, e Flash Code Apocalypse, insomma, ci sono veramente tanti gruppi che all'estero hanno molta rilevanza, sono molto amati, e in Italia non tantissimo, proprio perché c'è poca cultura in questo senso. Credo che forse poter concedere qualche spazio, no, abituale anche
a generi differenti in ambiti come quello di Sanremo, come appunto nei talent, sarebbe forse aiuterebbe anche ad avvicinare le persone comuni, diciamo tutti quelli che ascoltano musica mainstream, a generi che comunque esistono. Non sono, ecco, nelle leggende metropolitane, ma e neanche relegati, diciamo, alle messe nere, perché poi c'è sempre come si dice, no? Il timore ancora in Italia che chi fa un certo genere sia legato, no, all'esoterismo, al satanismo. È molto buffo, ecco, mi fa sorridere, ma fa un po' meno sorridere quando si pensa che ci sono persone che ancora credono che certi generi appunto siano così, non so, legati ad ambienti oscuri, ecco. Semplicemente è un altro tipo di musica, così come esiste chi ama la techno, insomma, generi differenti. Ecco, secondo me sarebbe bello poterli includere tutti o la maggior parte di essi all'interno delle occasioni più grandi che abbiamo in Italia, così da poter diffondere e far conoscere anche tante cose che magari di solito non si sentono. Ok, aprire un po' la mente, aprire un po' di più i confini nazionali senza perdere la propria identità, la propria integrità, quindi mantenendo il nostro valore musicale che è notevole, ma nel contempo lasciando anche un po' rimodernare questa un po' obsoleta mentalità. Cosa dici? Ma sì, poi io in questo ci metto anche tranquillamente tutta la vena trap e il momento di questa evoluzione di adesso, perché comunque fa parte della nostra storia e ci sono degli esponenti pazzeschi come Blanco o come Mahmood che non hanno niente da invidiare ai più grandi musicisti e cantanti che abbiamo avuto, per cui io come io so aprirmi per intelligenza anche appunto a generi che magari non canto, non vuol dire che anche gli altri non possano conoscere appunto band o realtà che esistono e che fanno parte dell'Italia comunque. Certo. C'è Anna che mi scrive: il Chris Cornell italiano, bellissimo, grande. Grazie. Effettivamente un Grazie po', mille. visivamente un po' lo ricordi. Poi... Sì, me lo son magnato, però... beh, senti un po'. Poi c'è lo 040 che scrive: salve, a me ricorda anche la voce dei New Trolls. Beh, sì. Ah, pensa a te, guarda, io immagino che si riferisca a Nico Di Palo, invece sono molto amico di Vittorio Descalzi, che saluto. Sì, ho avuto l'onore di cantare con Vittorio una miniera, che è appunto uno dei brani storici dei New Trolls, quello dove c'è quella voce sempre appunto di Nico che va tanto in alto, e io facevo quella parte lì ovviamente. Però sì, capisco, e infatti mi riferivo anche a questo prima. Breve pausa musicale dai messaggi che poi continuo a leggere, perché andiamo a toccare una delle parti dove sei risaltato ancora di più, sempre ad All Together Now, in cui ho visto, a parte la standing ovation finale, anche i cosiddetti giudici commuoversi. Diciamo che fare questo particolare pezzo, non so se fossi così tranquillo, è un azzardo, perché qua di solito è terreno di Pavarotti o di Albano, mettiamola certo, così, sì, e non, sì. non perdevano nel caso di Pavarotti, ma non perdono occasione nel caso di Albano di far vedere quanto so bravo. Quindi Certo. c'è anche il paragone sotto, quindi dopo ti chiederò se eri emozionato. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, oh principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me.
ghiaccio scioglierai il silenzio che ti fa mia. All'alba vincerò, vincerò, Giacomo Voli, hai commosso tutti qui, tutti. Un piagnisteo. Caspita, allora dillo a me, dillo a Max, eri emozionato? Molto, molto. Come ti stavo dicendo, quello che era successo prima con Michelle Pereira, che saluto, quella cantante strepitosa, romanissima ma con origini cingalesi, che insomma partecipava con me. Lei ha fatto un gesto non scontato, per cui aveva già vinto il premio Wind, ovviamente per la sua bravura e per il suo carattere pazzesco, e ha fatto qualcosa di inaspettato perché il gioco prevedeva queste sfide dirette, no? E lei sfidandomi poteva andare in due modi. Io avrei potuto perdere con onore, visto che è una persona che ammiro profondamente, Michelle, oppure, come ha detto a tutti, spero che tu vinca, e perciò cerca di farlo perché veramente te lo meriti. È stata una cosa pazzesca, per cui ero veramente commosso per queste parole, è stato molto bello. Sai che ho scoperto che c'è anche una versione fatta da Freddie Mercury di questo Nessun Dorma. Oddio, andrò a cercarla, perché comunque lui ha sempre amato profondamente la musica Certo. dell'opera, tanto che per esempio non so se avete presente Hard Life, che è un brano meraviglioso, Certo. che comincia con I don't want my freedom, there's no reason forever with a broken heart, che sarebbe il ridi pagliaccio, esatto, no? Per cui è stato proprio un reprise per omaggiare, ecco, l'opera del Leoncavallo e i pagliacci, per cui lui era molto legato. Dopo tutto quello che ha fatto con Montserrat Caballé, insomma, lo dimostra tra i brani più famosi come Barcellona o... Infatti, guarda, di Freddie Mercury mi colpisce tantissimo il fatto che abbia creduto fino in fondo in quello che voleva veramente fare, nel senso amava la musica lirica, e quindi come ultimissimo messaggio di se stesso, della sua integrità, ha voluto fare da zero un album intero, unendo il pop, chiamiamolo così, un po', alla lirica, una cosa mai tentata prima. Tutti i discografici gli hanno riso in faccia, i Queen si sono ben guardati e se ne sono stati fuori, ma lui ci ha creduto, cioè per quei tempi, tra l'altro per quell'epoca, non è cosa semplice metterci la faccia quando tutti ti conoscono come i Queen e cambiare completamente. Certo. E questo è una cosa che a me è rimasto tantissimo, il coraggio anche che ci ha avuto nel reinventarsi e crederci. E lo stiamo scoprendo adesso quanto bello è quell'album, Barcellona. Ci sta arrivando adesso quanto ha fatto. Sì, un altro molto bello è How Can I Go On, credo che è un pezzo veramente molto carino, sempre con la Montserrat ovviamente. E comunque, i Queen hanno esplorato lo stesso l'ambito lirico e operistico, perché al di là di tutti gli interventi famosi di Bohemian Rhapsody, no? Però un brano come Who Wants to Live Forever, che ho avuto il piacere di cantare anche a All Together Now, è assolutamente lirico, assolutamente operistico, pur essendo stato scritto da Brian May, però è proprio rispetto a tutti i canoni di un'area classica, insomma, con l'orchestra e tutto, per cui... ma la stessa Show Must Go On, sì, forse l'hanno fatto più nei tempi, insomma, dell'ultima parte della carriera dei Queen con Freddie Mercury, però insomma si sentiva già tanto quanto fossero amanti, ecco, insomma, dell'opera
in generale. Sai, come ti dicevo, che i messaggi che arrivano devo leggerli perché sennò mi si Vai! accavallano a monitor. Tantissimi complimenti. Poi c'è Davide che scrive: mi sono commosso anch'io, c'è qualcosa di male? No, cioè anche io Assolutamente no. ero lì Anzi, per commuovermi. sono il primo che piange felicemente quando ascolta certa musica o guarda certi film. Anzi, mi preoccuperei del fatto che non succedesse, ecco, perché insomma mi sentirei insensibile, anzi ci tengo molto a questa parte di me stesso e vorrei che in giro ci fossero meno problemi a pensare che sia un aspetto negativo, ecco, assolutamente no, guarda, penso che ci vorrebbe più sensibilità, specialmente da parte degli uomini, perché io proprio, se c'è una cosa con cui non vado d'accordo è il macismo, per cui... Estrapolo per andare più Sì. veloce, per fare prima. A me piace sempre estrapolare i messaggi un po' più particolari. Per quanto riguarda il 544, chiede: caro Max, puoi chiedere al tuo gentile ospite cosa gli piace comunicare al suo pubblico, cosa gli piace che arrivi al pubblico? Un grandissimo abbraccio. Guarda, sinceramente mi piacerebbe riuscire a diffondere un messaggio di semplicità, dell'amore che provo verso la musica, di quanto questo mi permetta di andare avanti nonostante tutto, nonostante appunto quello che faccio sia poco mainstream ancora, però mi piacerebbe proprio riuscire a creare una fan base che capisse quanto è importante per un artista come me quello che faccio, ecco, e quanto purtroppo oggi è importante acquistare dischi, andare ai concerti, perché c'era un post che gira su, adesso non mi ricordo, su Facebook, insomma, dove faceva vedere per guadagnare $1 oggi un musicista che cosa deve fare, tipo 1200 streaming su YouTube, 500 su Spotify, cioè, numeri da capogiro, nel senso che se uno pensa che quanto costa produrre la musica e registrarla è veramente assurdo che... Certo, siamo a 5 secondi dalla pubblicità, rimani lì, rimanete lì, torniamo tra pochissimo con il nostro Giacomo Voli. A tra poco. Torniamo in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Siamo, e non potrei mai dimenticarmelo già solo leggendo tutti i messaggi che mi state mandando, con il nostro Giacomo Voli. E apro... Sempre qui! Apro leggendo e sparandoti subito uno dei messaggi più particolari che mi sono arrivati, ed è di Mark83, che sappiamo essere un po' birichino a volte, ma noi lo accogliamo così. Senti un po', caro Giacomo, per fare un po' il sunto, per fartela breve, naturalmente applaudendo al tuo percorso e applaudendo a quello che sei e che rappresenti, e il fatto che sei in crescere, mantenendo il tuo vocalism tutto italiano, ma chiede se a tuo parere, se secondo te è proprio così davvero necessario adesso, per poter emergere, farsi riconoscere, passare attraverso un talent. E questo è Marco 83. Guarda, lo ringrazio perché comunque è una cosa che mi chiedono spessissimo, per cui ho piacere di rispondere. Io in questo caso, vista la precedente esperienza con The Voice, ho accettato intanto perché mi hanno cercato, per cui perché gli autori e parte degli autori di All Together Now erano gli stessi di The Voice, per cui mi hanno contattato chiedendomi appunto se fossi interessato. E la differenza grossa, ma non tanto... non so come dire, non piccola da questo punto di vista, è che c'erano in palio dei soldi, per cui io mi sono chiesto, visto che mi hanno proposto di andare a cantare, facendomi far fare Queen, un genere rock, insomma, perché comunque non avrebbero potuto non rispettare ciò che sono, mi sono detto, se il rischio è quello di cantare cose che amo e magari di vincere dei soldi, ho detto perché no. Questo è dal punto di vista, diciamo, pratico. Dal punto di vista concettuale, il problema è che in Italia, se esistessero davvero delle alternative, le coglierei anche al volo, ma Sanremo è relegato a chi ha una casa discografica o un'etichetta veramente importante e potente, perché appunto ne discutevamo anche in privato, ma sappiamo benissimo che chi non ha una Sony, una Universal, una Sugar, eccetera, un RCA del caso, purtroppo una Warner, cioè, insomma ci sono tutte le estensioni della Warner, è difficile che venga messo nei giochi, perché
magari non so, non si pensa che possa avere un background importante o un supporto importante, e con dei costi non indifferenti, perché comunque produrre un disco, produrre tanti videoclip ogni volta per ogni tentativo di Sanremo ha veramente un costo elevato. Tutto questo per dire che, ahimè, se uno vuole fare una carriera da solista come io ho sempre amato e desiderato, i talent ti consentono in qualche modo di poterti far conoscere, fare pubblicità senza spendere soldi, in un modo abbastanza semplice. E nel mio caso però funziona perché mi sono sempre, come si dice, ho sempre cercato di mantenere la mia personalità, ecco, senza distruggermi per farlo. Questo è quello che si nota. Poi è chiaro che anche per passione di quello che si fa e di quello che si vuole fare, quindi per amore, bisogna comunque, diciamo, scendere a compromessi, cioè avere la visuale completa di quella che è la situazione, e partendo da un percorso molto lungo nel tempo, perché il nostro Giacomo Voli non è che è arrivato così per caso a dei talent, c'è tutto un percorso fatto prima, ma anni di esperienze diverse, di studi. Lui è anche insegnante, tra l'altro, quindi e dire ok, questa è la situazione che mi si presenta adesso, e non cogliere questa opportunità che comunque può fare da apripista non solo a me per quello che è il mio percorso, ma anche come esempio per chi ha del vero talento e vuole emergere. Perché no? Perché no? Parlando anche dal punto Sì, di vista economico. diciamo che io consiglio sicuramente a tutti quelli che vogliono parlare di questi argomenti o intraprendere appunto queste avventure, provarci, no? Di fare un piccolo percorso psicologico, sicuramente ce li farsi aiutare e supportare in questo senso, perché sono esperienze che possono essere anche devastanti, e capire quali sono i vantaggi che possono portare, diciamo, dal punto di vista pratico, ecco, queste esperienze, e di poterle sfruttare al meglio, perché poi oggi, non so se avete notato, ma in tutte queste occasioni tante volte girano tanti cantanti che hanno fatto anche altri talent. Purtroppo sembra rimasto l'unico modo per cercare di essere conosciuto dalla persona media, e questo la dice lunga però anche su quanto siamo colpevoli tutti del fatto che la musica va un po' più vissuta, andrebbe più vissuta, più cercata, più, no? Sperimentata anche attraverso i social, comprando la musica, e invece appunto se in tanti come me a volte accettano queste occasioni è perché se non sei in radio o in TV tanti pensano che proprio tu non faccia nulla, che non Che non stia esisti. suonando, che non stia componendo. È molto sì. triste, perché in realtà non ci si ferma mai, uno come me non si ferma mai. E si sente anche dalla verve, dalla grinta che ci metti. E a proposito, adesso ci ascoltiamo un altro brano di Giacomo Voli e si intitola Grazie. Il libro dell'assenza. Che potenza di fuoco in questo Il libro dell'assenza. Parti Grazie. melodico, parti piano, quasi sussurrato, per poi arrivare a esplodere. Io sono un po', in questo sono prevedibile, mi piacciono proprio i brani che cominciano soft e finiscono in pompa magna. Il crescendo. Però c'è più di qualcuno che mi ha scritto che non ti conosceva benissimo, sì, ti ha visto nel talent, ma non ti conosceva così bene. Come autore. Esatto, e mi dicono però ha delle punte che non sappiamo l'aspetto fisico, ma ha delle somiglianze, è vero, anche con Chris Cornell. Sì, io l'ho sempre amato, e mi fa piacere quando mi dicono che ci sono certe cose, specialmente in questo brano, che ricordano un po' Mango. Guarda, siete proprio telepatici qua al Bosco dei Sogni. Il 411 mi ha appena scritto: ciao al tuo ospite, ma è figlio di Mango, la stessa voce, bravo Paolo. Bella d'estate, vai da me. Ragazzi, lui Mango era Mango, cioè, è stato sì. forse uno degli artisti più incredibili che abbiamo avuto in Italia. Se devo scegliere un modo di andare via, io voto il suo, per favore. Mentre suona e canta, insomma, per togliere un po' di tristezza a questa cosa, ma è veramente stato incredibile in tutto. Ok. Che robe. Ok, c'è chi mi chiede ad esempio cosa ne pensi allora di un'esperienza all'estero. Guarda, per fortuna posso dire che ho avuto già modo di cantare all'estero, tipo in Giappone o un po' in tutta Europa, con Rhapsody of Fire.
anche con brani in italiano, perché appunto con i Rhapsody ogni tanto mi concedo di scrivere qualche cosa in italiano ed è molto emozionante. Spero di riuscire a farlo anche come autore solista con i miei pezzi, perché comunque ci sono tanti posti anche in Europa o fuori dall'Europa che amano quello che facciamo in Italia, per cui spero di riuscirci, sì. Vorrei farti dare un saluto speciale perché ho qui una tua fan, ammiratrice, Mhm. musicista, cantante, anche lei compositrice, giovanissima, 19 anni, e si Mhm. sta facendo conoscere qua in Veneto alla grande perché sta sbancando ogni concorso Dai. musicale e ti adora. Cara Elena, eccoti qua, Giacomo Voli. In bocca al lupo, ciao, grazie. Ciao. Sì, Max ha un po' esagerato, dai, diciamo la verità. Beh, vabbè, insomma, la voce della verità di solito sono... Beh, ha esagerato, diciamo così, però grazie Max. Guarda Giacomo, se dovessi partecipare io personalmente a un concorso canoro musicale in cui so che c'è lei, non andrei già in partenza perché credimi, è già perso, è già perso. Vabbè, Chiedo, sembra... Dimmi. no, chiedo a lei, hai già la tua chitarra in mano? Vuoi accennare qualcosa al nostro Giacomo, giusto per qualcosina, giusto Dai, per una volta che qualcuno mi dedica qualcosa, volentieri, dai, Va sono bene, curioso. va bene. Parto con un pezzo che secondo me è meraviglioso e ne sono state fatte molte versioni. Basta, non mi dilungo troppo. World was on fire and no one could save me but you. Strange with this sorrow make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Break your No, I don't wanna fall in love This world is only gonna break your with heart. you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt that way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And no, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Ed è nato il nuovo duo, Elena e Giacomo. Non l'ho mai vista così emozionata la nostra Elena, credimi, di palchi ne calca e ne ha calcati Brava tantissimi. Elena, brava Grazie. Elena, brava davvero. Senti un po', Giacomo, allora, un'ultimissima domanda per salutarti e salutarci con l'auspicio di sentirti ancora e magari a vederti qua a Padova, al Geux, Non vedo l'ora, guarda, all'Euganeo non dal vedo vivo. l'ora. So che hai dei progetti anche teatrali che probabilmente ti porteranno forse anche qui, quindi faccio un nodo al fazzoletto, tornerò a richiedertelo. Come sei messo, dove sei, Mhm. cosa fai? Vieni, ok? Sì. Quello che tutti hanno a cuore è questo, perché facendo un sunto dei messaggi, papà, mamme, ma anche ragazzi come Elena, giovanissimi, un tuo consiglio per credere nel proprio sogno, nel fare musica e cantare qua in Italia. Credo che sia bello poter avere tanta musica scritta di proprio pugno, visto che oggi, come accennavo anche fuori onda,
è un po' più semplice rispetto ad anni fa, potersi registrare anche in casa, poter comporre. Secondo me uno dei modi migliori per conoscersi è proprio concedersi di scrivere tanto, di scrivere anche pezzi brutti, di sbagliarne tanti per capire chi siamo e cosa desideriamo da quel punto di vista, perché io amo tantissima musica, amo tantissimi artisti, ormai lo sanno tutti, ma la sfida più bella è proprio poter dire quello che uno ha dentro con le proprie parole, con la propria musica, perché alla fine è lì che ci riveliamo, no? Perché farlo attraverso la musica degli altri ci aiuta sempre un po', no? Siamo sempre supportati dal fatto che sono canzoni che sono già amate, per cui c'è un vantaggio. Quando invece lo si fa per se stessi e con la propria musica, ci si mette a nudo e lì si impara veramente tanto, tanto di noi stessi. Per cui anche per chi fa l'interprete, provate a scrivere, provate a interpretare canzoni scritte anche da altri, ma originali, e buttatevi in questo percorso perché male non fa mai. Grazie di cuore Giacomo e grazie di cuore da tutti noi qui al Bosco dei Sogni. Grazie a te, guarda, non vedo l'ora. Un abbraccio enorme Giacomo, alla prossima. Grazie mille, ciao Grazie a tutti, grazie, ciao.